musica continua ad essere uno dei modi più efficaci per esprimere ciò che non si può cogliere, ciò che esiste dentro di noi e che non si può racchiudere in un contenitore. Non è tuttavia l'unica modalità per comunicare le nostre emozioni. Le parole, scatole di significati e intenzioni, possono diventare da superflui recipienti a preziosi mezzi espressivi che solo la poesia può valorizzare. Musica e poesia si incontrano spesso nel mondo popolare albino e generano pagine che tramandano antiche storie, tradizioni scomparse e realtà dimenticate. Nella provincia di Vicenza, una piccola frazione che prende il nome dal proprio fiume, viene personificata da una fata, una delle più belle, che piange per la sua casa scomparsa, la casa dei fiori dove le fate cantavano. Una storia